Buongiorno e ben ritrovati, buon mercoledì, siamo puntuali come sempre in diretta per raccontarvi i fatti principali della giornata. Abbiamo tanta cronaca, vi racconteremo, lo vediamo anche sul sito del Gazzettino.it, dell'incidente mortale accaduto in provincia di Pordenone dove hanno perso la vita due ragazze di 19 anni, lo faremo tra poco con Omar Costantini. Parleremo poi con Tiziana Bolognani di un altro incidente stradale mortale, un ciclista travolto da un'auto contro mano, e poi c'è l'emergenza furti in primo piano che insomma stanno caratterizzando come sempre questa estate. C'è una nuova frontiera dei ladri, si fingono nuovi vicini di casa, scelgono soprattutto le abitazioni degli anziani e poi con una scusa si introducono all'interno e mentre qualcuno distrae la vittima di turno gli altri agiscono. Ci racconta tutto da Preganziolo, dove sono stati segnalati questi episodi, la nostra Daniela Sizia insieme a Francesco Ceron, con loro il vice sindaco. Buongiorno Daniela. Buongiorno Francesca, buongiorno ai telespettatori. Sì, l'hai detto tu, siamo a Preganziol dove è stato messo a segno questo furto a tre i ladri che hanno fatto irruzione nella casa di una signora anziana che vive da sola. Uno è rimasto fuori a fare da palo, due invece sono entrati mentre la donna distraeva l'anziana, l'altro è salito al piano superiore e ha preso tutto quello che poteva nella camera da letto. Poi sono fuggiti. La donna ha chiamato ovviamente la figlia, che però si trova all'estero, e ha disperata raccontato quello che era accaduto. La donna, insomma, la figlia si è sfogata sui social dicendo fate attenzione perché stanno girando, e come dicevi tu è proprio una nuova metodologia questa. Di solito si spacciano per finti uomini delle forze dell'ordine oppure di vari enti, invece in questo caso si sono spacciati per vicini di casa, per nuovi vicini di casa, e quindi la signora, ignara ovviamente di quello che stava accadendo, li ha fatti entrare. Io sono con la vice sindaca di Preganziol, Susanna Enrico. Intanto buongiorno. Buongiorno a tutti. Grazie intanto di essere qua. Voi andrete dalla signora ovviamente per cercare di capire un po' di più rispetto a questo nuovo metodo proprio di truffare e di rubare all'interno di casa di questi anziani. Allora, sicuramente noi entreremo in contatto con la signora per portare il nostro supporto e la nostra vicinanza, visto la situazione. Quello che però ci sentiamo in dovere di raccomandare a tutte le persone, in particolare agli anziani, è quella di prestare particolare attenzione nel momento in cui delle persone si apprestano e cercano di avvicinarsi a casa anche con delle scuse. E soprattutto, se queste persone non sono conosciute, non avere timore, non avere remore, ma rivolgersi tranquillamente con una telefonata, anche inizialmente, alle forze dell'ordine, alla polizia locale, ai carabinieri, per avere certezza prima di far entrare qualcuno in casa, di rivolgersi a qualcuno anche di supporto a livello di rete familiare o di vicini conosciuti, per avere sicurezza delle persone che si stanno avvicinando a casa e stanno cercando di entrare in casa. Per cui massima attenzione. Un altro consiglio che credo di dover dare è quello di aderire a quelle che sono le reti di vicinato. Nel territorio ne abbiamo molte nelle varie frazioni e questo permette alle persone di entrare tutte in comunicazione, di essere informate nel momento in cui un evento di questo genere avviene, permette di mettere allerta tutta l'area circostante e quindi di mettere in sicurezza a sua volta altre persone che potrebbero cadere nella trappola. Ecco, ovviamente dopo la denuncia ci saranno le indagini da parte delle forze dell'ordine. Le zone qua sono comunque video sorvegliate, per cui saranno ovviamente visionate le immagini delle telecamere di sicurezza per cercare di risalire a questi tre ladri che, lo ricordiamo, hanno colpito un'anziana che viveva da sola e hanno rubato insomma tutte le sue cose, i suoi ricordi, quindi potete capire insomma gli affetti. Purtroppo c'è un aumento, un'escalation proprio di furti, soprattutto ovviamente si sapeva ed è arrivato puntuale durante l'estate. Allora, purtroppo l'estate si sa è un momento particolare da questo punto di vista. Quello che come comuni possiamo fare è sicuramente molto limitato. Credo che il problema vada affrontato da un altro punto di vista. Grazie davvero, grazie alla vice sindaca.
Parliamo sempre di furti, purtroppo, di colpi messi a segno. Proprio ieri abbiamo abbiamo raccontato di un altro furto, un altro colpo ai danni di un'abitazione, di una persona che era scomparsa da alcuni mesi. Vi capite, hanno rubato di tutto, proprio i ricordi di questa persona, e noi abbiamo sentito al microfono proprio la figlia disperata per questo colpo. Sentiamo dunque questo servizio, noi poi cediamo la linea allo studio. Che esattamente 6 mesi fa è mancato papà. La casa è vuota e per noi è stato un oltraggio alla memoria di papà, perché la mamma adesso è in una struttura. Si incrina la voce, fatica ad andare avanti, il dolore per la scomparsa del padre è ancora vivo e ora si aggiunge quello per il furto subito nella casa paterna. Siamo a Roncade, in via San Rocco, una lunga strada che ci spiegano i residenti attraversa la parte vecchia del comune. L'abitazione dell'anziano scomparso 6 mesi fa è solo una di quelle prese di mira, almeno 3, spariti contanti e gioielli. Ma in questa villetta, dove il vetro della finestra al primo piano porta ancora i segni del colpo, i malviventi si sono spinti ben oltre, portando con sé molti ricordi di chi non c'è più. Hanno portato via dei ricordi di papà, immagino. Sì. Purtroppo sono arrivati dove noi non siamo arrivati. E sì, hanno oltraggiato la persona di papà, hanno oltraggiato i ricordi di una famiglia, i ricordi di papà, gli orologi di papà che lui ci teneva, le scatole vuote buttati lì. Cioè è stato, guardi, non so spiegargli il dolore, perché tuttora non riesco neanche a parlare, anzi voglio fare di tutto per dimenticare questo momento. Un vuoto pesante da accettare, una ferita che si è riaperta e che fa molto male. Ogni volta che io passo davanti a quella finestra, calcolando che io abito anche vicino, ho paura per me stessa, non vivo più serena. Devo dire che ho paura di tutto adesso, qualsiasi persona incontro, qualsiasi cosa, non sono più tranquilla, non riesco più a dormire la notte, non è più un vivere. Via San Rocco, a 2 passi dal municipio e dalla piazza del paese, è finita nel mirino dei ladri, incuranti persino della presenza lungo la strada del comando della polizia locale. Le modalità d'azione sempre le stesse, si attende che in casa non ci sia nessuno, anche se per pochi minuti. Si sceglie una finestra facilmente accessibile per entrare, ancora meglio se lasciata aperta. Con l'arrivo di agosto, il mese scelto da molti per le meritate vacanze estive, il rischio è che ci sia un'impennata di furti. Loro non sono in ferie come noi e restano quello a fare il lavoro, quindi attenzione, perché adesso ci sono delle giornate che sta rinfrescando dalla calura e si tende ad aprire le finestre per far arieggiare. Bene farlo, ma attenzione che se uscite anche per 5 minuti, ecco lì che loro sono pronti ad approfittare di quelle entrate. Questo dunque quanto accade nella Marca, vi avevamo annunciato però in apertura, tragedie sulle strade, e allora ci colleghiamo subito con Tiziana Bolognani. Santa Giustina è una comunità in lutto per la scomparsa di un ciclista 76enne travolto da un'auto contromano. Buongiorno Tiziana. Buongiorno Francesca, sì, sia Santa Giustina che l'intera comunità di Feltre dove risiedeva Mauro Matucci, 76enne, toscano di origini ma residente per l'appunto a Feltre. Percorreva la statale 50 all'altezza di Santa Giustina ieri sera. L'uomo era in sella alla sua bicicletta da corsa quando nelle vicinanze del passaggio pedonale tra il distributore Tamoil e il ristorante Giardinetto si è scontrato frontalmente con una Fiat 500 che procedeva nel senso di marcia opposto. Secondo le prime ricostruzioni, con le testimonianze raccolte da carabinieri e polizia che subito si sono precipitati nella zona, il 76enne potrebbe avere invaso la corsia opposta, forse dopo aver perso il controllo della sua bicicletta. L'impatto è stato violentissimo, il ciclista è finito sul parabrezza dell'auto, è morto sul colpo. L'auto, nel tentativo di evitarlo, ha invaso a sua volta la corsia opposta,
ha sfiorato una Ford Fiesta che arrivava in senso contrario, ma fortunatamente le due auto non si sono scontrate. In Viale dei Tigli sono arrivati, come vi dicevo, i carabinieri, la polizia, il SUEM con l'elisoccorso e anche il sindaco di Santa Giustina, Ivan Minella. La statale è rimasta chiusa per circa 3 ore con gravi ripercussioni al traffico. Ora la salma di Mauro Matucci è a disposizione dell'autorità giudiziaria che indaga per omicidio stradale. Da Santa Giustina, Francesca, è tutto. Ti restituisco la linea. Grazie davvero Tiziana, buon lavoro. E c'è stato un altro incidente questa mattina lungo la tangenziale di Treviso, colto da un malore al volante, ha perso il controllo dell'auto e si è schiantato. È accaduto intorno alle 8 lungo appunto la tangenziale di Treviso. I vigili del fuoco sono intervenuti in prossimità della rotonda dell'aeroporto dopo l'incidente che ha visto coinvolta la vettura condotta da un 48enne. All'arrivo sul posto la squadra dei pompieri ha provveduto ad estrarre il conducente dal mezzo e consegnarlo ai sanitari del SUEM che, effettuati i primi trattamenti sul posto, ha provveduto a trasportarlo all'ospedale di Treviso in gravi condizioni, lunghe code e ritardi sulla viabilità di quell'ora. Sabato alle 10 nella chiesa parrocchiale di San Michele di Piave a Cimadolmo i funerali di Michael Angeli, il 29enne morto sabato sera nello schianto della sua auto contro un furgone a Mareno di Piave, una tragedia che ha scosso l'intera comunità. Il giovane aveva da poco sconfitto un linfoma ed era rientrato al lavoro da appena un mese. Poi lo schianto fatale in via distrettuale, resta grave il 63enne che si trovava alla guida del van che ha impattato contro il mezzo di Michael. E ieri c'è stato uno scontro tra un'auto e una moto durante un sorpasso, ieri appunto nel primo pomeriggio a Quarto d'Altino, grave il centauro di 18 anni elitrasportato all'ospedale di Mestre. Incidente a Portegrandi di Quarto d'Altino nel primo pomeriggio tra una moto e una 500 Abarth. I due mezzi stavano viaggiando lungo la stessa direzione, ovvero verso Mestre, quando la moto si è scontrata contro l'auto per una distrazione o comunque durante la fase di sorpasso. L'incidente è lungo la Triestina, a pochi chilometri dall'aeroporto Marco Polo. Il centauro 18enne grave ma non in pericolo di vita è stato trasportato all'ospedale di Mestre per le cure del caso dopo lo scontro. Un impatto violentissimo con la moto, come possiamo vedere dalle immagini, che ha preso completamente fuoco, è stata avvolta completamente dalle fiamme. Il 18enne è salvo per miracolo, visto che mentre le due ruote venivano letteralmente avvolte dalle lingue di fuoco, lui al contempo veniva sbalzato dalla moto facendo un volo di 6-7 metri, andando ad impattarsi contro questo cartello stradale che in qualche modo gli ha salvato appunto la vita, sul quale ancora visibili i segni del sangue del centauro. Sul posto, per i rilievi del caso, i carabinieri con 3 gazzelle e il sindaco di Quarto d'Altino. Poco distante dal luogo del sinistro presente il T-Red, ma il sistema in sé per sé da solo non basta a fermare incidenti ed infrazioni, dice. Molti automobilisti indisciplinati, passando sempre col rosso, ci ha spinto a mettere il T-Red e in effetti i risultati si sono visti, cioè incidenti gravi negli ultimi anni, da quando l'abbiamo messo, non ne ricordo. Qua le dinamiche sono diverse e speriamo che per il motociclista, insomma, che vada tutto bene. Purtroppo questo è un periodo, il periodo estivo è un periodo brutto. Ogni settimana, ahimè, specialmente nelle strade provinciali e statali che attraversano Quarto d'Altino, purtroppo sono sempre oggetto di brutte situazioni. Ferite di lieve entità per l'automobilista della 600 residente a Portegrandi. Vi mostriamo adesso questa foto, è quella di Vittorio Bez, 17 anni, residente a Tarso. Questa mattina in un comunicato la prefettura di Treviso comunica che ne è stata segnalata dalla stazione dei carabinieri di Jesolo la scomparsa. Il minore è alto 1,80 m circa, è di corporatura magra, carnagione chiara, capelli corti castani e occhi castani. L'ultimo contatto con Vittorio risale al 25 luglio scorso, quando si è allontanato facendo perdere le proprie tracce. L'appello della prefettura è a chi
chiunque abbia notizie del giovane o possa dare informazioni utili per ritrovarlo, di contattare il 112. Trovato senza vita a Londra il 33enne Riccardo Pulvini di Noventa Vicentina. Sarà l'autopsia a far luce sulle cause del decesso. Intanto è l'intera comunità a stringersi intorno alla famiglia, con in prima fila il sindaco Mattia Veronese, che dice, esprimendo vicinanza alla famiglia, il primo cittadino che sta seguendo la vicenda sin dall'inizio, dice: siamo scossi e addolorati. Il cordoglio dell'intera comunità di Noventa Vicentina per la morte del 33enne Riccardo Pulvini, trovato venerdì senza vita a Londra nel suo appartamento, città dove viveva e lavorava da tempo, comunità in lutto, in attesa che l'esito dell'autopsia sul corpo faccia chiarezza sulle cause del decesso. Pulvini si occupava soprattutto dell'allestimento delle vetrine dei magazzini di lusso. In passato era comparso tra i testimonial della campagna mondiale di prevenzione e sensibilizzazione per l'HIV. È tutta Noventa a stringersi alla famiglia, molto conosciuta anche per l'impegno nel sociale e per l'appartenenza del papà Giuseppe al gruppo degli Alpini Masotto, di cui è capogruppo. Ad esprimere la vicinanza alla famiglia il primo cittadino Mattia Veronese. La notizia della morte di Riccardo Pulvini, questo giovane ragazzo di Noventa Vicentina, ha fortemente scosso la nostra comunità, e a nome dell'amministrazione comunale desidero esprimere condoglianze alla famiglia, in modo particolare ai genitori e a tutti quanti i parenti e le persone che lo conoscono. La famiglia Pulvini a Noventa è molto conosciuta, in quanto oltre ad un'attività commerciale importante è dedita all'attività della solidarietà, in modo particolare Beppino Pulvini, il papà del ragazzo, è il nostro capogruppo degli Alpini, impegnato anche in protezione civile, e quindi la famiglia è molto conosciuta in paese. Noi siamo veramente scossi, fortemente addolorati per quanto è successo, e attendiamo ovviamente notizie da Londra affinché vengano eseguite al più presto le esequie qui in paese. Quando si sono avvicinati probabilmente pensava fossero dei clienti, invece erano poliziotti in Borghese che lo hanno arrestato per spaccio. Con sé aveva 60 dosi di cocaina, portato al centro per i rimpatri di Gradisca di Sonzo un 25enne tunisino. Pensava fossero degli acquirenti, quindi gli avvicinati per proporgli della droga. I due però erano poliziotti in Borghese che hanno quindi arrestato un 25enne tunisino irregolare sul territorio per spaccio e resistenza a pubblico ufficiale. L'uomo era stato notato fuori dalla stazione ferroviaria di Vigo d'Arzere, nella cintura padovana. Fermato dai due poliziotti, ha cercato di fuggire colpendo con un pugno anche uno dei due e gettando a terra alcuni involucri. Seguito è stato fermato ed è stato trovato in possesso di altri 60 involucri contenenti cocaina per un peso complessivo di circa 60 grammi, droga che immessa sul mercato avrebbe fruttato 5.000 euro. Il 25enne, già noto alle forze dell'ordine, è stato prima portato al carcere Due Palazzi di Padova, poi, dopo la convalida del giudice, è stato accompagnato al centro per il rimpatrio di Gradisca di Sonzo per essere espulso definitivamente. Frequentazioni equivoche, problematiche legate alla sicurezza, non solo degli avventori ma anche dei residenti del quartiere. Con questi presupposti il questore di Padova, Marco Dorisio, ha disposto la sospensione per 30 giorni dell'autorizzazione per l'attività di somministrazione di alimenti e bevande di un bar con annessa licenza per la vendita di tabacchi. Il provvedimento, che colpisce un locale di via Facciolati, gestito da due donne straniere di 58 e 32 anni, è la diretta conseguenza di ripetuti episodi di spaccio avvenuti all'interno e nei pressi dell'esercizio commerciale, segnalati alle forze dell'ordine dai residenti della zona. E torniamo alla tragedia che si è consumata ieri a Montebelluna, dove nell'incendio di un'abitazione abbandonata da tempo ha perso la vita un 34enne, Niccolò Martini. Alle 6:15 un boato. In una casa in via Colmoschina a Montebelluna si è scatenato l'inferno. Le fiamme hanno avvolto il primo piano dell'abitazione, che avrebbe dovuto essere disabitata da oltre 5 anni. In realtà all'interno dormiva Niccolò Martini, 34 anni. Il fumo nero si è alzato in poco tempo. Nulla da fare per l'uomo, che è morto intossicato dal rogo. I residenti hanno visto l'incendio ed hanno allertato i soccorsi. Io vedevo fumo, il vicino più a sud vedevo anche fiamme che uscivano dalla cucina, ma io
ho solo questa parete qui, non vedo altro, quindi non vedevo uscire fumo dalle finestre. Abbiamo preso paura perché c'erano proprio delle lingue di fuoco che uscivano dalle finestre della casa, quindi noi abitiamo proprio confinanti. A raccontarci quegli attimi concitati Monica Battistetti, che abita accanto alla casa. Sul posto sono arrivate 2 squadre dei vigili del fuoco, i sanitari del SUAM 118 e i carabinieri. Siamo arrivati, la casa era invasa dalle fiamme e dal fumo, e abbiamo trovato una persona che ci ha detto che forse all'interno ci poteva essere qualcuno, quindi abbiamo sfondato la porta, siamo entrati, abbiamo trovato questa persona al piano di sopra, all'interno di una cameretta, era non cosciente, quindi l'abbiamo portata fuori, abbiamo iniziato a fare le manovre di RCP e abbiamo atteso i soccorsi. Qualcuno ha riferito ai vigili del fuoco che nella casa forse c'era una persona. La corsa contro il tempo. I soccorritori hanno tirato fuori il 34enne, ma per lui non c'era più nulla da fare. I residenti avevano notato in passato la porta della casa socchiusa. L'unica cosa che aveva insospettito anche la vicina signora qui davanti, aver visto la porta d'ingresso aperta un giorno, ma parliamo di mesi fa, dopodiché io non ho più avuto sentore di presenza di estranei. Quindi secondo lei questa persona da tempo che era lì dentro? Oddio, a posteriori potrebbe essere stata lì da tempo. Niccolò Martini aveva cercato un rifugio, un posto dove dormire. La casa ora è stata posta sotto sequestro. Il pubblico ministero Giovanni Balmassoi ha disposto l'esame autoptico sul corpo dell'uomo. Per tutta la mattinata gli accertamenti ed i rilievi dei vigili del fuoco. Corrente non ce n'era e quindi sono da valutare altri fattori. Ad aver innescato il rogo non si esclude possa essere stata una sigaretta lasciata accesa o una candela, una tragedia che ha lasciato senza parole l'intera comunità. Una vita ai margini, quella di Niccolò. Dormiva abusivamente nell'abitazione di via Col Moschina da qualche tempo. I residenti l'avevano visto girare per Montebelluna. Adottato da piccolo, Niccolò Martini, di origine russa, era nato a Perm. Aveva vissuto con la famiglia adottiva prima a Montebelluna, poi a Pederobba. In questa abitazione era rimasto fino a circa un anno fa, una casa in affitto che poi aveva dovuto lasciare. Era andato via da tanto da questa casa? Sì, come 7-8 mesi. 7-8 mesi da qua? E non era più tornato? No. Niccolò aveva iniziato a vivere ai margini, senza una casa né un lavoro. Per un po' di tempo aveva trovato occupazione in un supermercato a Cairano, poi più nulla. Nel suo passato compaiono anche dei piccoli precedenti per reati contro il patrimonio. Era stato adottato da una coppia di Montebelluna. Nel 2018 era convolato a nozze e da quel matrimonio aveva avuto anche una bambina. Poi la vita gli ha riservato momenti difficili. Senza più nulla aveva iniziato a girare fra casolari abbandonati fino alla casa di Colmoschin, dove ha trovato la morte. Il sindaco di Montebelluna non ha ricevuto segnalazioni di persone dentro la casa. Non mi risultano segnalazioni in tal senso, ovviamente approfondirò con gli uffici per capire se c'erano state segnalazioni, non credo, in ogni caso la segnalazione, se mai ci fosse stata, ma ripeto non credo, sarebbe dovuta essere inoltrata ai carabinieri. Noi non sapevamo nulla di questa situazione. I proprietari della casa erano venuti a mancare da circa 5 anni, era chiusa, almeno così doveva essere. Una grandissima tragedia e porto le condoglianze mie personali ma anche di tutta la comunità montebellunese ai familiari di questo povero ragazzo. Una vicina ci racconta che da qualche tempo lo vedeva passeggiare in questa zona che lui conosceva bene. La casa era in uno stato di abbandono da tempo, più volte i residenti avevano segnalato la situazione. Noi avevamo fatto una segnalazione per la questione del verde, perché è veramente tenuta in condizioni diciamo poco rispettose per i proprietari della casa, perché erano 2 persone veramente che ci tenevano all'ordine, era sempre impeccabile vedere siepe in questo modo, l'erba, insomma ci dispiaceva, ecco, avevamo fatto queste segnalazioni ancora alcuni anni fa, però non è stato fatto niente. E adesso ci colleghiamo con Omar Costantini insieme a Michele Zanette per il tragico incidente mortale costato la vita a 2 giovani di 19 anni in galleria. Buongiorno Omar.
Sì, buongiorno, siamo proprio all'esterno della galleria del bus del Colvera, dove è avvenuto ieri sera intorno alle 21 questo drammatico incidente. Purtroppo ci sono 2 giovani vittime, che si tratta di Fabio Rosa, che proprio oggi avrebbe compiuto 19 anni, e con lui Danilo Boz, della stessa età, coetaneo. Alla guida della macchina si trova l'altro ragazzo, che è ricoverato in questo caso a Udine, non sarebbe in pericolo di vita, è stato poi trasportato, Andrea Zoccoletto, mentre la macchina, la seconda auto coinvolta, si tratta di una donna di 72 anni residente a Zoppola, che però non è in pericolo di vita, è stata trasferita d'urgenza all'ospedale di Pordenone. Chiaramente è un tratto di strada molto particolare, come potete vedere anche con Michele Zanetta che vi sta documentando le immagini. Vedete che c'è questa salita che porta verso Frisanco, l'asfalto, chiaramente trattandosi di una galleria, è chiaramente scivoloso, e sarà da capire, insomma, saranno i rilievi da parte dei carabinieri della compagnia di Spilimbergo insieme ai colleghi di Maniago, insomma, a dare chiarezza a quanto è avvenuto. Quello che purtroppo dobbiamo sottolineare: ci sono 2 giovani vittime di 19 anni, entrambi 19enni, stavano rientrando da Pofabbro, dove si trovavano per l'allenamento in vista della preparazione precampionato. Entrambi militavano, erano tesserati per il Maniago Vajont, stavano rientrando appunto verso la cittadina pedemontana del Friuli occidentale per trovarsi, insomma, con gli amici per chiudere, come si dice, la serata, quando, ripetiamo, intorno alle 21 è avvenuto questo drammatico incidente, purtroppo con 2 vittime. Le auto sono state poste sotto sequestro e chiaramente le salme sono state, una volta recuperate, avuto il nulla osta da parte del magistrato di turno, sono state ricomposte nel vicino obitorio qui dell'ospedale di Maniago e poi portate nella cella mortuaria all'interno del cimitero. Come puoi vedere, insomma, anche il traffico visto che siamo anche in un periodo di vacanze abbastanza caotico, è una strada, un collegamento veloce per collegare Maniago a Pofabbro, passando per Frisanco, e chiaramente potete sentire anche il rumore, il boato che esce dalla galleria. Insomma, abbiamo anche noi difficoltà ad avere, come si dice, il ritorno per quanto riguarda questo collegamento. Chiaramente, ripetiamo, poi ti ripasso la linea, le 2 auto sono state poste sotto sequestro, mentre i corpi delle 2 vittime sono stati ricomposti poi all'interno della cella mortuaria del cimitero qui di Maniago. E per il momento è tutto, a voi la linea. Grazie davvero a Don Marco Costantini, grazie anche a Michele Zanetta per le immagini, e ci restiamo in Friuli Venezia Giulia con l'orribile vicenda di Gemona del Friuli, l'omicidio di Alessandro Venier. Lorena, la madre, scrive a parenti e colleghi di lavoro: le lettere saranno consegnate dal suo avvocato Giovanni Denardo. Intanto dai verbali dell'interrogatorio emerge che la morte dell'uomo è sopraggiunta dopo 6 ore di agonia. Lorena Venier, dal carcere di Trieste, dove è detenuta da giovedì scorso dopo il ritrovamento del cadavere del figlio fatto a pezzi, ha scritto 4 lettere indirizzate ad alcuni parenti e colleghi di lavoro, lettere di scuse che il giudice ha autorizzato a far uscire dal carcere, affidando all'avvocato difensore Giovanni Denardo il compito di consegnarli ai destinatari. Sia sul contenuto che sui nomi delle persone a cui la donna ha deciso di scrivere sono coperti dal più stretto riserbo. Intanto, dai verbali dell'interrogatorio di Lorena Venier emergono di giorno in giorno particolari sempre più agghiaccianti sulle ultime ore di vita di Alessandro Venier, che avrebbe esalato l'ultimo respiro dopo 6 ore di agonia, dalle 17:30 alle 23:30 del 25 luglio. Prima stordito con un intero blister di sonniferi nella limonata, poi l'insulina, che ha rivelato di aver preso sul posto di lavoro 5 anni prima perché intendeva suicidarsi. E infine i lacci delle scarpe strette al collo da Meilin dopo il tentativo andato a vuoto di soffocarlo con un cuscino, mentre lui continuava a resistere e dimenarsi. Sul successivo smembramento del cadavere in 3 pezzi ha detto negli interrogatori che il piano non prevedeva di sezionarlo. L'ho fatto da sola quando abbiamo capito che il corpo non ci stava nel bidone, in cui avrebbe dovuto decomporsi, in attesa di spargere i resti in montagna. A quel punto, con un seghetto, l'ho fatto in 3 pezzi e Meilin lo ha trasportato nell'autorimessa e coperto di calce. Poi Meilin, dopo una settimana, crolla. Avvisa il 112, arrivano i carabinieri e viene scoperto il bidone con dentro i resti di Alessandro Venier.
Melin mi chiedeva di uccidere mio figlio Alessandro da quando è nata la loro bambina a gennaio. Queste le nuove sconvolgenti rivelazioni sull'interrogatorio di Lorena Venier. Se troveranno riscontro le confessioni di Lorena Venier sull'omicidio del figlio di cui si è accusata e di cui è indagata in concorso anche la nuora Melin Castro Monsalvo, la premeditazione del delitto potrebbe essere partita nel momento stesso in cui veniva alla luce la figlia della coppia, che oggi ha 6 mesi, per la quale la nonna avrebbe sviluppato un rapporto di protezione morboso e viscerale. Mentre Melin è uscita da quel parto con una forte depressione, nell'interrogatorio dell'infermiera gemonese che ha sconvolto il piccolo comune con l'efferato delitto del figlio, Lorena ha dichiarato che Melin mi chiedeva di uccidere mio figlio Alessandro da mesi, fin dal giorno della nascita della loro bambina a gennaio, aggiungendo, spiegando il movente, che veniva picchiata con violenza, insultata e più volte minacciata di morte. Mio figlio minimizzava la sua depressione postpartum. Quando ho deciso di denunciarlo mi ha tirato un pugno alla schiena. Tra le minacce del figlio alla compagna di cui riferisce la donna c'è quella di annegarla. Ti porto in Colombia e ti annego nel fiume, tanto laggiù non ti cerca nessuno. Sempre secondo quanto riferisce Lorena al sostituto procuratore e al giudice, l'intenzione di Melin era di tornare in Colombia con la bimba dopo aver ucciso Alessandro. Una volta calmate le acque, io sarei volata a trovarle appena andate in pensione, ha detto la donna. Fino ad ora, fatta eccezione per le dichiarazioni rese ai carabinieri non utilizzabili nel processo perché ottenute senza la presenza di un legale, la donna non ha mai ammesso il suo coinvolgimento, essendosi avvalsa della facoltà di non rispondere. Al momento tutto si basa sulle dichiarazioni di Lorena Venier. La tragedia sul lavoro dei 2 operai morti a Veternigo di Santa Maria di Sala, parla il direttore dell'azienda che forma concorsi sull'edilizia proprio i richiedenti asilo della cooperativa dove vivevano i 2 egiziani. È insieme alla nostra Anna Maria Parisi con Sandro Ponchio. Buongiorno Anna Maria e buongiorno al direttore. Sì, buongiorno Francesca. E il direttore, come l'hai già anticipatamente presentato tu, Sandro Martin, direttore di Sicurform Formedil Veneto, l'ente bilaterale regionale che forma anche i richiedenti asilo, della cooperativa Un Mondo di Gioia, dove i 2 migranti egiziani, 2 operai morti nella fossa biologica di Veternigo, erano da mesi alloggiati. Buongiorno direttore, allora noi con lei parleremo a breve e ci dirà anche di come ha formato proprio la settimana scorsa gli ultimi 6 richiedenti asilo della stessa cooperativa, dove erano ospiti 2 operai che sono defunti purtroppo. Prima però vediamo il punto sulle indagini e poi parliamo con il direttore Martin. La Procura di Venezia ha aperto un fascicolo per omicidio colposo, al momento senza indagati iscritti a registro, mentre è stata posta sotto sequestro giudiziario l'intera area in cui hanno perso la vita Saad Abdul Mustafa Ziad di 21 anni e Sayed Abdelnab Ahmad Mahmoud di 39, i 2 operai egiziani morti per l'esalazione del gas. Secondo i rilevi tecnici condotti dallo Spisal, dall'ULSS e dei Vigili del Fuoco del nucleo operativo NBCR, nella fossa sarebbe stata rilevata presenza di idrogeno solforato, un gas tossico letale anche a bassa concentrazione. La Procura sta ora esaminando diversi aspetti della tragedia. Il primo, la regolarità dei contratti di lavoro, dato che i 2 operai erano sì titolari di permesso di soggiorno, sebbene provvisorio dal maggio scorso, ma risultavano a tutti gli effetti privi di contratto e lavoravano in nero. Il secondo aspetto, non meno rilevante, riguarda la mancanza dei dispositivi di protezione individuale. Durante le operazioni nella fossa biologica, i 2 operai non indossavano né mascherine né adeguati sistemi di protezione e non erano inoltre operai specializzati per questo tipo di attività. La magistratura ha disposto ora l'autopsia sui 2 feretri e altri accertamenti tecnico-forensi per stabilire con precisione l'esatta causa della morte e capire inoltre eventuali responsabilità a carico dei committenti dell'incarico, ovvero capire chi abbia incaricato i 2 operai, anche tramite subappalto, a svolgere i lavori di manutenzione non di loro competenza e che gli sono costati la vita.
Eccoci dunque ai lavori non di loro competenze che gli sono costati la vita, con il direttore Martin, Sandro Martin, direttore di Sicurform Formedil Veneto, l'ente bilaterale regionale che è accreditato a livello nazionale a seguire le persone, in questo caso anche i richiedenti asilo, per la formazione sull'edilizia con i corsi sulla sicurezza. Lei ci diceva che, direttore Martin, gli ultimi migranti richiedenti asilo che avete seguito sono proprio, avete terminato una settimana fa il corso di formazione. A quanti di loro? Beh, a questi ultimi 6, diciamo che la formazione dei migranti è una parte della formazione che facciamo, in totale sono stati 30 nelle 3 edizioni che abbiamo fatto, però ci terrei a dire che come ente abbiamo fatto nell'ultimo anno 2024 i corsi per sicurezza per 5.000 lavoratori edili e quindi insomma è un numero importante. Ecco, un numero importante. Adesso comunque tornando ai 2 operai purtroppo deceduti in condizioni veramente tragiche, visto che la magistratura sta andando avanti con le indagini, volevo chiederle una cosa senza metterla naturalmente in imbarazzo, ma se può dirci quali sono i vostri corsi di formazione, su cosa vertono nello specifico, e nella fattispecie i 2 operai che non avevano seguito alcun corso di formazione così sull'edilizia, così da un comunicato stampa proprio della cooperativa Un Mondo di Gioia che ci è arrivato questa mattina. I 2 operai, per essere utilizzati nelle mansioni cui erano stati chiamati, quali corsi avrebbero dovuto seguire sulla sicurezza nella fattispecie? Beh, io non entro nel merito del caso, la magistratura indaga, dico solo che anche la formazione che abbiamo fatto ad altri 6 ragazzi è una formazione generale e specifica per entrare in cantiere. Dopodiché, rispetto alle mansioni che ci sono, ma questo vale anche per le mansioni della metalmeccanica, piuttosto specificatamente per i pozzi neri, deve essere fatta una formazione che è riferita alla mansione che vai a svolgere, nel senso che in edilizia chi monta i ponteggi deve fare un corso suppletivo di 4 giornate per montare i ponteggi, il gruista deve fare una formazione suppletiva che noi facciamo per la conduzione della gru, chi lavora in situazioni di ambienti confinati come possono essere le fosse biologiche deve fare una formazione specifica per gli ambienti confinati, che è stata ulteriormente tra l'altro riempita di contenuti proprio nel nuovo accordo Conferenza Stato-Regioni per la formazione e per la sicurezza. Ecco, loro invece non avevano seguito alcun corso di formazione, ma soltanto sembra di informazione, che è completamente diversa. Non so se avevano seguito corsi di formazione specifica. Certo che la stessa normativa distingue l'informazione, le informazioni che si possono dare così anche in maniera veloce sulle figure, dalla formazione che è codificata, che ha un numero di ore rappresentato, che ha degli argomenti che sono definiti a livello nazionale e che le regioni possono semmai implementare ulteriormente, quindi formazione e informazione sono 2 cose direi diverse. Completamente, diametralmente opposte. E per concludere il nostro intervento, direttore Martin, lei questa sera incontrerà proprio gli ultimi 6 richiedenti asilo della cooperativa di Mirano, dove erano ospiti anche i 2 operai deceduti che avete formato e avete terminato di formare la scorsa settimana. Questa sera vi incontrerete per una pizza, mi diceva. Sì, l'abbiamo fatto anche con altri ragazzi formati in altre realtà, Oderzo e Vittorio Veneto. Si instaura anche un rapporto, come dire, personale. Il corso dura 100 ore, integrando quella che è la formazione, i rudimenti professionalizzanti, piccole manutenzioni, intonaci e altro, con la formazione per la sicurezza. Ci tengo a dire che nel nostro caso la formazione per la sicurezza viene fatta in contesto esperienziale. Si usa la betoniera e questa è la betoniera, vedi, usiamola assieme, e questi sono i rischi che corri nell'usare la betoniera, l'elettrocuzione, piuttosto che perché devi usare il caschetto, e alla fine abbiamo rilasciato a questi ragazzi un attestato di formazione che ha valore giuridico spendibile a livello nazionale di 20 ore rispetto alle 16 che sono previste dalla normativa, quindi anche qualcosa in più, insomma.
Ecco sì, ha fatto bene a puntualizzare la questione esperienziale, quindi non soltanto teoria ma proprio pratica, si è sul posto, si vive quello di cui si sta studiando poi in definitiva e imparando. E poi voi non soltanto li formate ma li avviate verso la via proprio del lavoro. Sì, la nostra attività, al di là dell'aspetto, come dire, formativo specifico, ha un obiettivo anche nelle drammatiche difficoltà che hanno le imprese edili a trovare lavoratori, ci si orienta anche verso i migranti. Magari alcuni hanno fatto esperienze molto importanti in altri paesi, penso agli Emirati Arabi e altro, e quindi noi abbiamo, come abbiamo in precedenza, delle imprese, nel caso specifico aderenti alle associazioni artigiane, imprese artigiane, che sono lì per assumere, insomma stanno mettendo a posto le carte per assumerli in regola e naturalmente raccomandando ulteriormente loro un'attenzione per la sicurezza. È detta dal datore di lavoro, che poi è quello che monetizza a fine mese, insomma credo che abbia un'efficacia importante. Quindi le imprese aspettano questi lavoratori, li mettono alla prova e poi per assumerli in maniera definitiva. Però da subito il rapporto di lavoro è un rapporto di lavoro regolare. Sì, fatto bene, ecco, puntualizzare, visto che è emerso dalle indagini della Procura che invece i 2 operai egiziani lavoravano in nero. Invece possibilità di impiego per questi ultimi 6 richiedenti asilo che avete seguito della cooperativa di Milano, ce ne sono? Direi di sì, visto le esperienze precedenti. Credo domani faccio un incontro con imprenditori disponibili ad assumere questi ragazzi, a metterli in prova, ad assumerli fin da subito, dopodiché non è il corso di 80 ore con rudimenti di edilizia, voglio dire, poi le imprese, i datori di lavoro valuteranno anche la produttività e come si inseriscono questi ragazzi, ma non è solo una questione di produttività. Oggi credo che avere persone disponibili a lavorare in edilizia volonterose sia già di per sé un valore e abbiamo più imprese disponibili ad ospitare i ragazzi, ad assumere i ragazzi di quanti non siano i formati anche nell'ultimo periodo. Perché per utilizzare proprio lo slogan che campeggia alle nostre spalle, lavorare in sicurezza è responsabilità di tutti. Quindi ringrazio il direttore Sandro Martin di Sicurform Formedil Veneto, ente bilaterale regionale accreditato a livello nazionale per questi corsi sulla formazione nel campo dell'edilizia con la sicurezza. E adesso vediamo che cosa si sta facendo nel territorio con la solidarietà dei comuni di Mirano e Santa Maria di Sala per le famiglie delle vittime, dei 2 operai defunti. Poi linea a te, Francesca. I comuni di Mirano e Santa Maria di Sala, insieme al coordinamento della Prefettura di Venezia, hanno avviato una raccolta fondi per fornire assistenza concreta alle famiglie delle vittime. In Egitto i 2 operai deceduti di 21 e 39 anni erano richiedenti asilo, da pochi mesi ospiti della cooperativa di accoglienza di Mirano Un Mondo di Gioia. Erano arrivati in Italia e in Veneto dopo 2 anni di traversie lungo la rotta del Mediterraneo, passando per la Libia. Qui alla cooperativa si erano incontrati pochi mesi fa e da qui si muovevano insieme cercando lavoretti, anche saltuari, per poter mandare a casa quel denaro che mancava per sostenere le loro famiglie in Egitto, genitori e sorelle da parte del 21enne, moglie e altri familiari da parte dell'imbianchino il 39enne. Il motivo è semplice: aiutare chi è rimasto là a casa. Qui dalle stanze della cooperativa dove vivevano i volontari oggi non parlano. Siamo in lutto. Stiamo vivendo, siete in lutto in questo momento, credo che tutti quanti noi siamo in lutto nel momento in cui è successa una cosa del genere. Riprese. Volontari che non parlano nemmeno quando raggiunti al telefono a nessuno dei 3 numeri esposti al cancello di ingresso chiuso della cooperativa. Guardi, in questo momento sono impegnata al lavoro e quindi non posso rispondere. Faccia gli altri numeri e risponderà qualcuno. La ringrazio. Anche gli altri migranti richiedenti asilo che condividevano con loro gli spazi tacciono con la scusa di non conoscere né l'italiano. I am speaking English. You speak just in English and the other 2? Adesso qui non parlo italiano. Uno adesso arrivo. Are you Egyptian?
Oh, grazie. Tu sei egiziano? No. Nell'inglese. About what happened yesterday. Can you tell us something? Scusa, però chi invece parla è il sindaco di Milano. Poco tempo fa aveva incontrato entrambi gli operai e consegnato al 39enne un attestato per l'ottimo risultato conseguito al corso di italiano. Da lui parte un messaggio alle famiglie delle vittime in Egitto. Siamo molto vicini alle famiglie a cui vorremmo mandare il nostro messaggio di cordoglio. Nel momento in cui riuscissimo a farlo anche fisicamente, con una telefonata, con un messaggio così, certamente lo faremo. È il momento di fermarci per una breve pausa pubblicitaria, tra poco. Rieccoci in diretta con la cronaca che ci porta nel Vicentino. Iniziamo dai controlli straordinari dei carabinieri negli esercizi commerciali dell'altopiano di Asiago. In un albergo di Gallio riscontrate gravi irregolarità e scatta una maxi multa di 46.000 euro. A Gallio i carabinieri di Asiago, supportati dai colleghi del NIL, il Nucleo Ispettorato Lavoro di Vicenza, nell'ambito di una serie di controlli straordinari ad esercizi pubblici, hanno riscontrato in una struttura ricettiva gravi irregolarità relative alla sicurezza sui luoghi di lavoro. A carico dell'amministratore è scattata una maxi multa per oltre 46.000 euro. L'amministratore, destinatario anche di prescrizioni in materia di salute dei lavoratori, è stato inoltre denunciato. Irregolarità sono state riscontrate anche in un locale di Thiene. In seguito all'ispezione igienico-sanitaria in un bar bistrò, i carabinieri del NAS hanno trovato inadempienze di carattere amministrativo che hanno comportato per il titolare dell'attività una sanzione di quasi 700 euro. Denunciato dalla polizia locale di Thiene per detenzione di droga ai fini di spaccio un 25enne senza fissa dimora. Tenta di disfarsi della droga lanciandola tra le siepi del parco giochi, ma viene fermato e denunciato per detenzione di stupefacente ai fini di spaccio. L'episodio si è verificato nell'area verde di Via Kennedy di Attiene, dove la pattuglia della locale in perlustrazione ha notato due individui che cercavano di nascondersi sotto uno scivolo per bambini. Hanno deciso di procedere al controllo e uno di loro ha gettato in un cespuglio un calzino contenente 13 dosi di hashish. Gli agenti hanno recuperato la droga e portato in comando i giovani, un 20enne di Sant'Orso, risultato negativo ai controlli, e un 25enne senza fissa dimora trovato in possesso, oltre che dello stupefacente di cui aveva tentato di liberarsi, anche 120 euro in contanti di cui non ha saputo spiegare la provenienza, e per lui è scattata la denuncia. Lutto a Marostica per la scomparsa dell'assessore sociale Renato Bertolin. Si è spento ieri all'età di 65 anni. Lo ricorda la consigliera Daniela Bassetto al microfono di Vanessa Banzato con il contributo tecnico di Alberto Pivetta. Marostica in lutto per la scomparsa dell'assessore ai servizi sociali Renato Bertolin, che si è spento proprio ieri all'età di 65 anni. Una figura conosciutissima a Marostica, una figura che ha sempre lottato per il bene della sua città. La giunta, il sindaco si sono stretti in un doloroso silenzio. Hanno detto che al momento non se la sentono proprio di rilasciare qualsiasi dichiarazione perché è troppo forte il dolore. Con me la consigliera Daniela Bassetto, che tra l'altro conosceva Renato Bertolin fin da quando eravate bambini. Elementari, sì, perché Renato è un po' più giovane di me, però l'ho sempre visto e ci siamo conosciuti, abitava anche poco distante da casa mia, quindi conosceva, e anche con mia sorella che era maestra ha avuto un buon rapporto, quindi lo conoscevo e l'ho sempre stimato, e anche perché poi a un certo punto, quando lui ha cominciato a fare politica, ci confrontavamo nelle cose, e anche se era nell'altro schieramento noi abbiamo sempre collaborato e abbiamo sempre avuto in lui una persona, un assessore che ci ha dato una mano e anche che ci ha aiutato nelle proposte che abbiamo fatto, quindi per abbattere le barriere architettoniche della città, per aiutare chi aveva bisogno, per fare in modo appunto di risolvere i problemi delle persone. Lui appunto, che aveva anche dei disagi,
capiva ancora di più quali erano i problemi delle persone e questo lo ha aiutato nel fare le scelte che erano giuste per la città di Marostica, insomma. Una figura sempre presente. Amava la città e tra l'altro la sua presenza era tangibile, anche concreta, anche per esempio nella partita a scacchi. Infatti con la moglie, con Luciana, con la quale ho avuto anche con lei, abbiamo lavorato insieme anche per accogliere dei ragazzi stranieri. Lei lavorando a Vicenza abbiamo fatto proprio una serata di accoglienza tanti anni fa insieme con lei e naturalmente con Renato, e sono sempre stati presenti per tante cose, per tante occasioni. Allora nella partita a scacchi divertenti e simpatici, perché si sono messi proprio a disposizione della partita, e quindi una cosa veramente importante anche per Marostica, insomma, perché la partita a scacchi è famosa, Marostica è famosa per questo, e loro si sono proprio offerti per fare questo ruolo, insomma, all'interno del gioco degli scacchi, ecco. Quindi anche con Luciana, io sono vicina a Luciana perché insomma la conosco bene e ogni tanto quando ci trovavamo insomma ci scambiavamo anche notizie di lui ma anche di lei, quindi sono vicina tanto alla famiglia e soprattutto a Luciana in questo momento, ecco, perché Renato è sempre stata una persona che ha dato tanto e che ha saputo soprattutto ascoltare e provare a risolvere i problemi che c'erano qua in città, insomma. Mancherà sicuramente, già ci mancava negli ultimi consigli comunali, tant'è vero che era stato proposto anche di fare un collegamento finché era in ospedale in modo da avere anche una sua risposta ad alcuni problemi, ecco. Quando abbiamo fatto le riunioni e anche c'è stata convocata la commissione sociale, lui era sempre presente e ci ascoltava e cercava di dare appunto una risposta anche alle nostre proposte di minoranza. L'ultimo saluto all'assessore Renato Bertolin sarà dato sabato prossimo alle 9:30 nella chiesa di Sant'Antonio Abate qui a Marostica. Restiamo in provincia di Vicenza con le minacce subite da una coppia da parte di un gruppo di ragazzini. Siamo a San Giuseppe di Cassola con il sindaco Stangerlin che comunica la prossima attivazione dei controlli di vicinato. Dopo la segnalazione da parte di una coppia residente a San Giuseppe di Cassola che ci ha raccontato di essere stata minacciata da un gruppo di ragazzini solo perché aveva chiesto di andare altrove ad ascoltare la musica ad alto volume, il sindaco Stangerlin ci parla di una situazione che sta preoccupando e molto lui come gli amministratori di tutti i comuni contermini, perché un po' in tutta l'area bassanese negli ultimi tempi soprattutto si sono verificati episodi simili, se non anche più gravi, che sono andati anche ben oltre la minaccia, e il primo cittadino di Cassola sta pensando a un ulteriore passo dopo l'intensificazione dei controlli da parte della polizia locale, specialmente in orario serale. C'è una cosa però che dovremo iniziare a far partire adesso, e stiamo già confrontandoci con la prefettura, che è il controllo di vicinato, che è un'ulteriore arma per far sì che si segnalino magari dei comportamenti usuali in determinate zone in maniera tale da potervi fare fronte magari anche attraverso delle operazioni ad hoc. Mai come in quest'estate 2025 si sono registrati episodi che coinvolgono soprattutto giovanissimi, perché si tratta di ragazzini di 14-15 anni. Beh, allora questo forse dipende anche un po' dall'evoluzione dei tempi. Mi piace anche ricordare che c'è una gioventù che ha grande voglia di partecipare, di darsi da fare e che ha sicuramente grandi qualità. Ci sono alcuni giovani che purtroppo hanno questo tipo di comportamenti. È sicuramente un problema che va affrontato, non va messo, come dire, sotto il tappeto, ma va indubbiamente affrontato, però noi siamo qui per studiare qualsiasi tipo di strumento che serva per fare in modo di evitare tutto questo, sia con lo strumento della repressione sia con lo strumento della prevenzione, perché mi viene da dire che magari questi giovani non hanno nulla da fare, non hanno altre attività in cui impegnarsi, e questo li porta magari a atteggiamenti che non hanno chiaramente motivo di essere.
E adesso la politica con le elezioni regionali, ricevute le autocandidature per il Consiglio regionale, spicca l'assenza dell'assessore uscente Giampaolo Bottaccini, il segretario veneto del Carroccio Alberto Stefani al lavoro per la complessa scrematura. Lo abbiamo raggiunto al telefono da Roma, dove è impegnato in Parlamento. Sono arrivate oltre 100 candidature, nelle prossime ore faremo ovviamente il riepilogo, quindi penso che ci arriveremo a 150, faremo un direttivo nei prossimi giorni per fare il punto della situazione e per organizzare anche la campagna elettorale. Inizia la parte forse più complicata, perché non sarà facile trovare poi i nomi per i candidati consiglieri. Diciamo che è meglio abbondare di candidature e quindi questo denota sicuramente un partito florido, in crescita, con tantissimi amministratori che si mettono a disposizione. D'altra parte, dopo l'incontro degli amministratori di Treviso che abbiamo fatto qualche settimana fa, in cui abbiamo appunto riunito tutti gli amministratori del Veneto, c'era una forte sensazione che questo ci sarebbe verificato, quindi ben venga un numero alto di candidature, faremo del nostro meglio per valorizzare tutti coloro che hanno presentato la propria candidatura. Esperienza e innovazione sono due elementi fondamentali, ma quello che conta per un candidato è sicuramente la qualità che sa esprimere, la capacità di fare da collegamento con il proprio territorio, con la propria realtà comunitaria e soprattutto lo spirito di servizio che è fondamentale per far politica. C'è una disaffezione alla politica molto alta e io credo che bisogna anche ascoltare un numero così alto di persone che non vanno a votare, cominciare a dimostrare con esempi concreti anche da parte di candidati consiglieri che la politica può portare un valore aggiunto ai cittadini e lo può fare con persone concrete che vengano dal mondo dell'amministrazione, che hanno voglia di mettersi a disposizione. E un sondaggio SVG sul gradimento dei leghisti boccia la popolarità di Stefani, ma a sorpresa a difenderlo c'è l'assessore Roberto Marcato, un Marcato che ospite ieri a Focus TG manda anche un forte messaggio alla Lega Lombarda. Diciamo in questi anni l'influenza milanese c'è sempre stata. Io credo che sia arrivato il momento che basta, insomma. Allora, i veneti decidono che il miglior candidato è Alberto Stefani, basta. Ma a Milano non piace, affari nostri. Spero che la dirigenza del mio partito sia in grado anche di dire dei bei no sonori, insomma. I lombardi si facciano gli affari loro, noi ci facciamo gli affari nostri. Siamo fratelli, però io mi devo preoccupare della tenuta della Liga Veneta, innanzitutto. Autonomista duro e puro Bulldog Marcato, anche se significa mandare un messaggio forte alla Lega Lombarda. Basta con le ingerenze da Milano sulla partita più delicata della Liga in Veneto da anni a questa parte. Si scrive regionali, si legge futuro del Carroccio, con un Alberto Stefani sempre tra i più accreditati come candidato governatore, se alla fine l'ago della bilancia a Roma penderà per il Carroccio e non per Fratelli d'Italia. A rimescolare le carte però spunta un sondaggio SVG condotto tra 1000 veneti sul gradimento dei leghisti che vedrebbe premiati prima di Stefani, tra fiducia e notorietà, Massimo Bitonci, altro nome sempre più in pole position, e poi Mario Conte e lo stesso Marcato. Sondaggio però che nell'assessore suscita molte perplessità. Sul fatto che Stefani sia ultimo. Cioè, non so, mi sembra un po' tirata questa cosa e non vorrei, adesso mi prenderò sicuramente, ma non vorrei che fosse fuoco amico questo. Nel senso che probabilmente il committente non è un fan di Alberto Stefani. Il segretario da par suo ha ben altre gatte da pelare, perché prima del nome più atteso c'è da scegliere la squadra dei consiglieri al voto. Oltre 100 autocandidature arrivate alla sede regionale per una scrematura che dovrà deciderne 55 e la consapevolezza che il numero di 34 a Palazzo Ferrofini, ottenuto nel 2020, sarà irripetibile. Anche per questo Marcato suggerisce a Stefani una metodologia. Io credo che comunque se i consiglieri uscenti
desiderino ricandidarsi debbano avere una sorta di, non dico lascia passare, ma insomma un punteggio maggiore rispetto a chi considera non è, perché la prossima sarà una legislatura molto difficile, anche la maggioranza sarà spezzettata, per cui servono consiglieri che abbiano un'esperienza amministrativa tale da poter reggere alle pressioni dei prossimi 5 anni. Ecco perché secondo Marcato serve una lista Lega forte e non drenata di voti. L'assessore ribadisce la sua posizione critica sulla lista Zaia, la stessa che, lanciata dallo studio di Ring, aveva alzato il polverone nel carroccio. Tra le reazioni più forti c'era stata nei giorni scorsi quella del capogruppo della Liga in Regione, Giuseppe Pan, che aveva detto non si sputa sul piatto dove si mangia. Il discorso di Pan sarebbe corretto se io mi fossi candidato con la lista Zaia, ma mi sono candidato, lo ricordo sempre, mi sono candidato con la Lega, se Pan che può sul piatto dove gamma, perché ricordo che Pan è lì perché io mi sono dimesso. Perché io sono stato eletto in lista Lega, lui è capogruppo e Garasone, lui deve difendere la posizione. Io sono un po' un cane sciolto e mi posso permettere il lusso di dire pagando quello che penso. I cittadini nello stabile di Viale Verona, siamo a Vicenza, destinato ad essere abbattuto per la TAV dopo oltre 3 anni di carte bollate. Ieri sera i proprietari si sono incontrati con Iricav e hanno raggiunto un accordo. Ci spiega quanto accaduto Daniele Garbin con Simone Squarcina. L'arrivo della TAV al Comune di Vicenza con i mesi estivi vede l'avvio dei cantieri come era stato annunciato. Uno dei problemi sono gli sferrati, le demolizioni che stanno cominciando a prendere in questo momento avvio. Un problema in Viale Verona era una palazzina che avevamo proprio anche noi seguito perché era ufficialmente destinata a essere abbattuta, solo non erano stati notificati gli sferrati. I proprietari e gli inquilini che ancora vivevano dentro non avevano ricevuto nessuna comunicazione. Fortunatamente anche grazie alla pressione e ai servizi ultimamente che abbiamo anche realizzato e siamo arrivati a un evento importante, cioè la famiglia e i proprietari hanno avuto un accordo ieri con Iricav, un incontro a seguire gli interessi e tutta la vicenda. Giorgio Conte, consigliere comunale, buongiorno, e che ha seguito già nel 2022 come ingegnere consulente tecnico dei proprietari e aveva avviato la procedura. Ecco, com'è andata intanto? In realtà ci eravamo accorti fin dall'inizio che la situazione era complicata perché c'era una palazzina che andava demolita, ma avrebbe dovuto rimanere in piedi una porzione della stessa palazzina con 2 abitazioni dentro. Non si sarebbe capito poi come queste abitazioni avrebbero potuto avere accesso. Con alcune pressioni fatte sia sul Comune che con Iricav, e per questo ringrazio anche il consigliere delegato Tonello per l'interessamento, siamo riusciti a trovare un accordo con Iricav per consentire alle signore Martini di uscire anticipatamente rispetto all'esproprio per cercare un'altra collocazione. Ovviamente senza quattrini, senza denaro era impossibile che trovassero un accordo, una soluzione intendo dire, ma pare che Iricav molto cortesemente abbia garantito un anticipo congruo per consentire proprio prima dell'esproprio di poter arrivare a una nuova soluzione abitativa. Questa palazzina è diventata, parte era già sfrattata, però è diventato oggetto di degrado. E adesso cosa succederà? Sì, il fatto che una parte fosse già stata espropriata e quindi abbandonata è diventata preda di malcapitati, di clochard e di gentaglia, diremmo, no? Quindi le 2 ragazze che vivono all'interno di questa palazzina erano molto preoccupate del panorama che avevano intorno, che non era solo di natura estetica ma anche proprio di sicurezza. Ecco perché vi era la necessità di consentire a loro di uscire. Senta, quando verrà abbattuta a questo punto? Ma l'abbattimento sarà previsto a primavera 2026 perché c'è l'esproprio, perché c'è la variante da approvare prima dell'esproprio. Però l'auspicio è che le signore Martini possano trovare una soluzione abitativa molto prima. Ecco, allora intanto la ringraziamo Giorgio Conte. Ci mancherebbe, grazie a voi. Una buona notizia. Sì, sicuramente è stato un atto interessante, un atto gentile di cui ringraziamo sia Iricav che il Comune di Vicenza.
Una nuova grave situazione di abbandono dei richiedenti asilo a Trieste è denunciata dalle associazioni che si occupano di accoglienza. Al momento sarebbero almeno 200 le persone senza assistenza. Diciamo che è esploso il problema perché la Prefettura di Trieste ha rallentato molto i trasferimenti a partire da giugno, proprio nel periodo in cui non avrebbe dovuto, e quindi siamo a circa almeno 200 richiedenti asilo abbandonati in strada, quindi con una situazione di crisi umanitaria che ormai assomiglia a quella degli anni precedenti. Questa è la denuncia del Consorzio Italiano di Solidarietà insieme a Diaconia Valdese e IRCE Consiglio Italiano per i Rifugiati, che chiamano in causa la Prefettura di Trieste, colpevole a loro dire di non aver ancora predisposto misure alternative e compensative dei minori trasferimenti. Questa inadempienza è veramente inaccettabile perché non è dovuta a un afflusso particolarmente elevato, anzi abbiamo certo il classico aumento durante l'estate, ma complessivamente abbiamo una diminuzione rispetto agli anni precedenti. E quindi a maggior ragione questa inadempienza ormai si fa veramente patologica. Il peggioramento della situazione per quanto riguarda l'accesso dei richiedenti asilo alle misure d'accoglienza in città ha subito un brusco rallentamento da giugno e nella giornata di ieri, 4 agosto, il numero di persone abbandonate in strada con la sola assistenza dei volontari è arrivato a 173 uomini, 2 donne e 4 nuclei familiari con bambini. Ci sono anche famiglie con bambini, siamo a circa una quarantina di persone che sono in famiglia, ma voglio ricordare che anche gli uomini, soprattutto sono molto giovani, parliamo di persone che hanno lasciato le loro case addirittura quando erano minorenni. La maggioranza delle presenze sono provenienti dall'Afghanistan, quindi un paese di cui non abbiamo bisogno di commenti rispetto al bisogno di protezione internazionale, quindi basta con le polemiche sul che cosa vogliono queste persone o cose del genere. Semplicemente la legge prevede che vadano immediatamente collocate, c'è anche una sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea che nessuno ha notato, anche perché un po' sovrastata dall'altra, non più nota sentenza sui paesi di origine sicuri, ma che è uscita il 1° di agosto e che sancisce con estrema chiarezza che non ci possono essere eccezioni all'obbligo degli Stati di collocare i richiedenti asilo. Ci fermiamo ancora per una pausa pubblicitaria, tra poco. Siamo tornati in diretta all'incidente al Teatro Olimpico di Vicenza, dove sono rimaste ferite 2 persone. Il Comune ha avviato le procedure per accertare le responsabilità. Nel frattempo il monumento rimane aperto ma con accesso limitato. Sull'incidente avvenuto sabato scorso nel Teatro Olimpico procedono le verifiche per accertare le cause della caduta e il ferimento di 2 turisti austriaci che dopo la rottura della balaustra metallica sono precipitati sulla platea da un'altezza di oltre 2 metri. Le autorità starebbero verificando testimonianze e video di quanto accaduto per stabilire le responsabilità. Secondo alcune indiscrezioni trapelate, la coppia rimasta ferita, padre e figlio minorenne, mentre facevano un selfie si sarebbe proprio seduta sul sottile corrimano metallico che bruscamente ha ceduto. Ricostruzioni che vanno accertate per garantire la completa riapertura dopo il nulla osta della soprintendenza e la conclusione delle indagini. Al momento il prestigioso monumento nazionale palladiano è aperto, l'accesso però è limitato solo ad alcune aree. L'amministrazione comunale ha immediatamente avviato tutte le verifiche necessarie per accertare la dinamica dei fatti e le eventuali responsabilità. Il Teatro Olimpico comunque al momento resta fruibile per i visitatori dalla platea, quindi le visite si svolgono regolarmente e in piena sicurezza. L'apertura completa del sito però potrà avvenire solamente dopo il nulla osta della sovrintendenza e la conclusione delle perizie assicurative. Cambiamo argomento. Sara Pasqualin, neoeletta segretaria generale della CGIL di Treviso, fissa le priorità della sua segreteria: lavoro, sicurezza, contrattazioni e sociale. È un problema che bisogna affrontare perché io l'ho sempre sostenuto anche quando ero in categoria. Non è accettabile che una persona si alzi la mattina, vada a lavorare e non ritorni a casa alla sera. Quindi in realtà
anche qui, indipendentemente da quelli che sono gli accordi che si possono trovare attorno ai tavoli, dobbiamo veramente fare formazione, dobbiamo fare cultura di lavoro e di sicurezza. Lavoro, tutela dei lavoratori, contrattazione. L'impegno di Sara Pasqualin, neoletta segretaria generale della CGIL di Treviso, parte dalle ennesime morti sul lavoro a Milano per fare il punto su quelle che saranno le linee guida principali della sua segreteria. È una grossa responsabilità perché purtroppo entriamo in una situazione in cui c'è un po' di mal di pancia interno. E la volontà oggi è provare a ricompattare la segreteria e sicuramente ripartire a lavorare da ieri. La CGIL deve occuparsi principalmente del mondo del lavoro e di quelle che sono le situazioni esterne. Abbiamo crisi di alcune realtà aziendali, riportare l'attenzione sulle politiche industriali e sulla volontà di provare a veramente portare il nostro territorio a nuove modalità di contrattazione. Non solo, tra le priorità anche il sociale, l'isolamento e la solitudine degli anziani, come ha avuto modo di testare nel suo recente passato allo SPI, senza tralasciare i giovani, per i quali serve, dice, porre le basi affinché il mondo del lavoro possa adeguarsi alle loro esigenze. Eletta con il 66% dei consensi, è però quel 34% a farsi sentire, chiedendo maggior discontinuità alla guida di Visentin. La conduzione di Visentin ha portato i risultati che abbiamo anche visto nell'Assemblea Generale, insomma, di un buon bilancio e soprattutto una crescita di tesseramento, che sono cose sicuramente positive. Quindi quando si parla di discontinuità io ho difficoltà a comprendere quella che è la richiesta, perché se il percorso è sano io credo che si debba continuare in quel percorso. La mia idea è che in questi giorni si prova a riparlare con tutti i segretari generali e si prova a ricostruire un tavolo di discussione. Unità che Pasqualino vuole anche nel dialogo con la politica in vista delle elezioni regionali. Fermo restando che noi crediamo che sia tutto correlato, nel senso che le scelte politiche incidono poi nel mondo del lavoro, nel mondo sociale e via discorrendo su tutto il resto. Io mi aspetto che a livello regionale ci sia una discussione, ovviamente nell'ambito regionale, che poi in automatico scenda anche in tutti i territori e anche nella provincia di Treviso. Le associazioni di Voga e Vela insieme contro il moto ondoso promuovono il Barcavelox. Nei canali dicono la situazione è sensibilmente migliorata, ma questo deve essere un punto di partenza e non di arrivo. Finalmente il gruppo, possiamo osservare una situazione quasi idilliaca, c'è uno stato di grazia delle acque qua in Canal Grande. E Barcavelox fa la differenza. Nella laguna di Venezia il gruppo Insieme contro il moto ondoso raccoglie oltre 40 associazioni con migliaia di iscritti di voga, vela e piccole imbarcazioni a motore e si è distinto negli anni per le sue battaglie a tutela della città e del suo ecosistema. L'arrivo del Barcavelox è stato accolto con soddisfazione. Nei canali sotto controllo la situazione è enormemente migliorata. Secondo il gruppo Insieme si è presa la strada giusta, ma il Barcavelox più che un punto d'arrivo deve essere un punto di partenza. Non credo che se ne occuperà questa amministrazione, ma bisogna cominciare a pensarci, è un nuovo piano del traffico in ottica premiante, quindi maggiore accesso a chi investe in carene, in motorizzazioni elettriche e in dimensioni di imbarcazioni. Un altro punto è la razionalizzazione del trasporto merci. Questo anche perché, una volta sconfitta l'alta velocità e il moto ondoso, il prossimo passo dovrebbe essere la desaturazione di un traffico giunto a livelli enormi. Massimo Brunzin del gruppo Insieme cita ad esempio l'interscambio al tronchetto dove si stoccavano le merci per poi essere distribuite per aree. La stessa imbarcazione non doveva fare giri a vuoto tra Castello e Canareggio, ma insomma questo implica un consorziarsi, ma gli studi dicono che alla fine le merci trasportate sono sempre le stesse e quindi i ricavi generati dal trasporto sono gli stessi. Comunque il Barcavelox è promosso a pieni voti, anzi bisognerebbe estenderlo anche ad altre tratte sensibili del traffico acqueo lagunare. Per esempio la tratta che va dai Bacini a San Piero, Sant'Elena e Giardini non è coperta da questo sistema di telecamere ed è peraltro la tratta dove si sono verificati diversi incidenti negli ultimi anni, l'affondamento del gondolino delle due regattanti 3 anni fa, ma lo stesso l'incidente del 2019, il cofano di Gigi Di Vari un paio d'anni fa, quindi auspichiamo
completamento del perimetro della città e anche la copertura della tratta che va da San Giuliano a San Giobbe. I dazi americani potrebbero avere ripercussioni anche sulla biodiversità. Questo è l'allarme che lanciano i produttori dei colli euganei, che sottolineano come i viticoltori siano sentinelle del territorio. La flessione globale del mercato del vino e le ripercussioni scatenate dai nuovi dazi americani rischiano di avere un forte impatto sulla preservazione della biodiversità vinicola italiana e della stessa viticoltura nelle aree più fragili dell'Italia, come quelle collinari o montane. L'allarme viene lanciato dal presidente del Consorzio Tutela Vini Colli Euganei, Gianluca Carraro, che ricorda come i viticoltori siano un forte presidio del territorio. Le difficoltà, quindi, non sono solo economiche. Questo si ripercuote negativamente sulla biodiversità, perché se quei viticoltori che sono a margini molto ridotti, se li vedono azzerare o addirittura vanno in negativo, saranno costretti ad abbandonare i propri vigneti a discapito della biodiversità. Ricordiamo che sui colli c'è un parco regionale istituito nell'89 ed è stato autorizzato MAB, UNESCO, Man and the Biosphere, dall'UNESCO nel 2024, proprio a suggello di questa biodiversità straordinaria che caratterizza la nostra viticoltura. Dunque i dazi, transitando dai viticoltori che sono costretti a uscire dal mercato, può avere dei riverberi pesanti, evidenti sulla biodiversità. Effetto URBS Picta, con quasi 1.800.000 visitatori nel 2024 a Padova sono in continua crescita le presenze turistiche, a confermarlo anche chi gestisce un'attività economica. Siamo stati in Via del Santo. Si parlano davvero tutte le lingue del mondo in questa via del Santo che collega la Basilica al centro città. Tanti turisti e soddisfatti anche i negozianti e chi gestisce un'attività commerciale. Il numero di turisti che si è aumentato è insomma sotto gli occhi di tutti. Ci sono anche dei ritorni per quanto riguarda le attività economiche, come ad esempio la sua. Sì, ci sono dei ritorni con certi tipi di turisti, diciamo, con quelli momentanei, cioè di luglio e agosto, no, perché sono turisti mordi e fuggi e non hanno forse neanche il tempo di fermarsi a fare acquisti. Quindi diciamo c'è stato un cambio per la città di Padova, questo legato all'URBS Picta. Rispetto ad anni fa sicuramente sì, c'è un aumento di turismo che comporta naturalmente più affluenza. Sono delle cose che vengono richieste di più nel suo negozio? Beh, il cibo italiano si sa che per i turisti stranieri è la cosa più ricercata in assoluto. Forse c'è qualche turista che ne capisce anche più di qualche italiano, come si dice, per certi tipi di prodotti. Qual è la cosa che vende di più? Beh, il vino, l'aceto balsamico, le cose preziose, diciamo. Quest'anno veramente c'è molto turismo rispetto anche all'anno scorso, sono tanti turisti, soprattutto stranieri. Ecco, anche in questo periodo, che non è il periodo diciamo in cui a Padova si viene di più? No, perché di solito luglio e agosto sono i 2 mesi che sono più diciamo tranquilli in assoluto, ma quest'anno invece veramente c'è stato tanto movimento. Poi con la scusa del giubileo ci sono stati anche tanti gruppi con i ragazzi. Un negozio come il suo offre un servizio, tanti ne approfittano. Sì, è vero, perché comunque chi prende diciamo il cibo solo per mangiare o il panino per farsi diciamo toccata e fuga senza diciamo magari restare nei ristoranti seduti, quindi si prendono il pezzo di pizza e qualcosina di veloce, toccata e fuga diciamo. Ecco, c'è un affettato che va di più. La mortadella, adorano la mortadella. Soprattutto lei ha sentito che lingua parlare qui? Beh, tanti francesi e comunque tanti anche dell'est, ce ne sono molti turisti. Qualche italiano sicuramente, tantissimi stranieri, tanti americani, francesi, un po' tutto il mondo in realtà. Ecco, voi avete visto proprio un incremento nell'ultimo periodo, nell'ultimo anno e mezzo, 2 anni? Sicuramente sì, i miei titolari mi dicono sempre che anni fa non era così tanto, adesso sicuramente di più, negli ultimi anni veramente tanto. Tanti scelgono anche i nostri prodotti come regali, se li portano a casa, abbiamo anche confezionati, quindi se lo portano come pensierino è veramente molto carino.
Le colline UNESCO festeggiano i 6 anni con l'inaugurazione a Tarso della scultura del leone alato di Marco Martalar, realizzata con 3.000 pezzi di legno proveniente da vaia e tralci di viti come criniera. L'opera è simbolo di pace, forza e identità ed è già il leone in legno più grande del mondo. Un monumentale leone alato, realizzato con 3.000 pezzi del legno di vaia, simbolo dell'identità veneta, alto oltre 7 metri e lungo 10. È l'opera di land art firmata dall'artista Marco Martalar, scelta per festeggiare i 6 anni delle colline del Prosecco di Conegliano e Valdobbiadene, patrimonio mondiale UNESCO. L'opera, collocata di fronte al lago Revine a Tarso, in località Fratta, è già entrata nella storia come il leone di legno più grande del mondo. Stiamo parlando di una bandiera che abbiamo che ha più di una storia millenaria, 1100 anni di storia della Repubblica Veneta. Il leone è sempre stato il simbolo della Repubblica Veneta e quel libro aperto che il leone tiene sotto una zampa, che dice pace a te Marco mio evangelista, sta a significare che è anche l'unica bandiera, è l'unico simbolo che porta, riporta e parla di pace. Un'opera che Martalar ha creato in loco, lavorando per quasi 4 mesi. Io volevo ringraziare, soprattutto perché da 3-4 mesi che sono qua, che giro, la gente del posto, perché ho trovato veramente un'accoglienza strepitosa. Man mano che passava il tempo venivano a conoscermi mentre costruivo l'opera, anche se chiedevo che doveva rimanere tutto in sordina. L'occasione della festa è anche però quella per fare un bilancio su ciò che funziona e ciò che ha funzionato meno. I dati del turismo ci raccontano che le colline oggi sono la prima destinazione turistica che cresce di più in Veneto, per cui questo ci conforta sul fatto che le attività che stiamo realizzando vanno nella direzione di un turismo più lento, che era quello che desideravamo, e anche un turismo che rimane sulle colline un po' più tempo, quindi quelle 3-4 notti, e quindi porta valore al nostro territorio. Oltre 9.000 camminatori hanno infatti timbrato la credenziale sul cammino delle colline. Uno dei nei resta però la mobilità. Bocciato il pullman con trasporto bici, si sta ragionando su altro. La logistica diventa fondamentale perché noi sappiamo bene che le colline hanno questo come, tra virgolette, tallone d'Achille sul quale stiamo lavorando, e stiamo lavorandoci anche perché quello che noi dobbiamo fare è valorizzare e tutelare questo territorio. Non possiamo pensare a una logistica che invece crei disagio anche a chi ci vive e a chi ci lavora, per cui questo è sicuramente uno degli obiettivi che ci siamo dati con il piano di gestione e che sicuramente poi riusciremo anche a realizzare in questi prossimi anni. Anche sulla ricettività si sta pensando come valorizzare l'esistente senza nuovo consumo di suolo, potenziando il ruolo dell'accoglienza diffusa. 80 anni fa, il 6 agosto 1945, la prima bomba atomica della storia nella città giapponese di Hiroshima. Tra gli abitanti anche una suora di origini padovane, Suor Marie Xavier, che si prodigò nella cura dei feriti. A lei il prossimo 12 dicembre Comune e ULSS 6 conferiranno un'oreficenza. Il 6 agosto fu il giorno del grande sacrificio. Alle 8.05 il cielo è diventato verde, blu, istintivamente e certamente per ispirazione del buon Dio siamo rientrate tutte in casa. Era una follia. Scrive così nell'autunno 1945 Suor Marie Xavier alla Madre Superiore dell'Istituto Suore Ausiliatrici delle Anime del Purgatorio, l'ordine di cui faceva parte. Era arrivata a Hiroshima nel 1936 e aveva imparato ad amare la gente del Giappone quando si trovò a vivere l'orrore inumano della prima bomba atomica. Lei, la monaca dalla voce gentile, e le consorelle si salvarono e senza sosta prestarono aiuto e soccorso ai superstiti. I genitori di Suor Marie Xavier erano padovani. La mamma di Eleonora Saccardo Rasi, Suor Marie, era Giuseppina Saccardo, figlia di Pierandrea, prefetto dell'Orto Botanico. Il papà, il padovano Pietro Rasi. A 17 anni Eleonora aveva lasciato la famiglia e abbracciato l'ordine, sognando di diventare missionaria. Dopo aver imparato l'inglese, era arrivata nella comunità di Kusunoki-cho a Hiroshima. Vi resterà fino al 1961 per poi tornare in Italia, dove morì nel 1994. Una storia dimenticata che l'ULSS 6 ha riportato alla memoria collettiva attraverso il Dipartimento di Prevenzione, che sarà ricordata in occasione dell'assemblea plenaria del Dipartimento che si terrà a dicembre, e proprio in quell'occasione il Comune di Padova e l'ULSS 6 conferiranno a Suor Marie Xavier un'onorificenza per ricordare la sua instancabile opera, capace di portare salute, conforto e sostegno in uno dei luoghi simbolo dell'orrore causato dalla mente e dalla mano dello stesso uomo.
Dalla provincia di Belluno si rinnova l'invito al Santo Padre di trascorrere qualche giorno di vacanza tra i monti tanto amati da Papa Wojtyla e Papa Ratzinger. Chi non ricorda la passione per la montagna di Giovanni Paolo II? Il Papa giunse al castello di Mirabello, a Lorenzago di Cadore, la prima volta l'8 luglio 1987. Vi tornò nell'88, nel 92, 93, 96 e l'ultima volta nel 1998. Ora a crederci è Canale d'Agordo. La speranza è che Papa Leone XIV, oltre a Castel Gandolfo, possa anche lui scegliere prima o poi le Dolomiti per un periodo di ferie. Certo, la speranza c'è, stiamo lavorando anche su questo, quindi sarebbe bellissimo, sarebbe complicato per me, molto complicato, ma speriamo. Nelle montagne bellunesi ha più volte trascorso le sue vacanze non solo San Giovanni Paolo II, ma anche Papa Benedetto XVI. Chissà che non possa valere il vecchio proverbio del non c'è due senza tre. Non posso ancora parlare, nel senso che abbiamo contatti ovviamente col Vaticano tramite la nostra fondazione, tramite il nostro direttore della Fondazione Papa Luciani, il dottor Serafini, che ha i contatti per riuscire spero, a portare il Papa Canale. Faccia l'ottimista, in che anno? No, è dura, non lo so. Non lo so, spero entro la fine del mio mandato ovviamente, quindi ho 3 anni di tempo, mettiamoci questo limite, speriamo. Noi siamo in chiusura, vi ricordo che l'informazione di Antenna 3 torna puntuale questa sera a partire dalle 18:30 con l'edizione regionale, poi a seguire quella di Venezia e poi alle 19:30 l'edizione trevigiana dei nostri telegiornali. Io ringrazio Francesca Pezzo e Alessandro Granziera in regia, vi lascio al film, vi presento Tony Erdmann. Buon pomeriggio a tutti.